Buongiorno e ben trovato in questo nuovissimo video dalla cantina. Oggi ti parleremo di test di filtrabilità ed esattamente cosa si utilizza, quale strumento si utilizza per fare questo test. Perché è importante fare il test di filtrabilità? Primo, per capire se il nostro filtro sta filtrando e funziona. E secondo, perché magari se si vuole fare una filtrazione di confezionamento o imbottigliamento, si può capire se quel vino è realmente filtrabile. Per cui adesso andiamo, raggiungiamo il nostro enologo che ci spiegherà come effettuare questo test. Andiamo! Bene, eccoci qua vicino allo strumento. Con questo strumento qua andremo a effettuare il test di filtrabilità. Lo strumento si compone di una camera a tenuta stagna su cui viene posto il campione in essere, su cui poi verrà applicata una pressione di 2 bar per questo tipo di misurazione. Il vino sarà costretto a passare attraverso un filtro come questo, in cui verrà calcolato il tempo in cui il vino cercherà di passare attraverso il filtro. Quindi verranno presi 3 step che saranno a 200 ml, 400 ml, 600 ml e tramite delle formule noi andremo a calcolare quant'è l'indice di filtrabilità di questo tipo di vino e quindi capire se noi possiamo ottenere un vino che può essere filtrato in imbottigliamento, quindi sterile. Si fa questa procedura perché noi dobbiamo andare a capire se questo vino che andiamo a prendere in campione può essere filtrato, ma viene anche fatta questa procedura per testare le cartucce. Viene preso un campione di vino prima che entri nella cartuccia e dopo la filtrazione. Confrontando gli indici di filtrazione tra l'entrata e l'uscita, noi possiamo andare a determinare se quella cartuccia è effettivamente filtrata o meno e quindi andare a capire se è ancora integro. Allora, per prima cosa va montato il filtro, in questo caso io l'ho già montato, va montato nella macchina, che quindi sarà nella parte terminale della macchina. Ok, viene stretto. Per fase è il campione in oggetto, questo è il vino, va posto all'interno della camera. Ok. Poi la camera viene chiusa tramite il suo coperchio e la sua guarnizione. Ho preso un contenitore dove verrà raccolto il filtrato, il percolato. Ho fatto sfiatare l'impianto, poi si pone in pressione l'impianto, adesso porteremo a 2 bar. Allora, dopo aver messo in pressione proviamo col cronometro, in questo caso io userò il mio telefono e facciamo partire aprendo anche la valvola e quindi iniziando il test.
caso sono scesi i primi 200 millilitri. Siamo a 400. Ok, ora siamo a 600 e il test poi si è concluso. Adesso tramite delle formule verrà calcolato gli indici e dati dei tempi, come abbiamo visto, dell'ascesa dei 200, dei 400 e dei 600 millilitri. Grazie Viviano per questa eccellente spiegazione che ci hai fornito sul il test di filtrabilità, che è molto importante per quanto riguarda sia la scelta delle cartucce e anche per capire se quel tipo di vino è filtrabile. Ti invito a continuare a seguirci sul nostro canale per non perderti i prossimi video. Ciao e a presto!